Sì, ma perché è una casa dello sport. Quindi essendo una casa dello sport è anche la rappresentanza di una fondazione che ha dei compiti assolutamente orizzontali nei confronti di tutti gli altri stakeholder. Ha il compito di mettere anche il compito di mettere insieme soggetti che sono interessati al cosiddetto sport di alto livello. Ma insomma, in fondo l'organizzazione della giornata di oggi, che spetta a Fondazione Cortina e l'Istituto Centrale per il Commercio Estero, ne è un po' la rappresentazione, no? Cercare di fare a quella che il dottor Zoppa definiva prima la diplomazia dello sport, di farne una vera e propria attività, ed è quello che noi stiamo facendo, perché siamo oggi, ci tengo anche a dirlo, il più grande comitato organizzatore interdisciplinare di sport invernali nell'ambito delle coppe del mondo. Noi organizziamo dal bob, allo scheletro, allo zattino, allo scialpinismo, allo sci alpino, come avete potuto vedere oggi, allo snowboard cross e anche le attività paralimpiche, di cui non dobbiamo mai dimenticarci. E questo secondo noi è un punto molto importante. Questo significa attrarre attraverso l'alto livello sportivo, ad esempio, un mondo turistico che ha consentito a Cortina d'Ampezzo di non essere più una località dalle corte stagioni, ma di avere un'unica stagione, quindi non ci sono più le basse stagioni, di un'unica stagione di 9-10 mesi, grazie per esempio ai clienti stranieri. E questo avviene grazie allo sport di alto livello, di cui siamo un attore organizzativo totale di punti di vista.